Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda l'informazione del mattino. Un uomo di circa 60 anni di età, straniero, di lingua tedesca, è stato soccorso intorno alle 5:30 dal personale medico-infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Tarvisio. È stato trovato in strada, privo di sensi, vicino a una bicicletta, dall'autista di una corriera in transito che ha dato immediatamente l'allarme. È successo lungo via nazionale nel tratto compreso tra Ugovizza e Malborghetto, nel territorio comunale di Malborghetto Valbruna. Il personale medico e infermieristico ha preso in carico l'uomo, che poi è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni per politraumi severi, privo di sensi, all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato. A Erto e Casso, lungo la regionale 251, all'altezza della diga del Vajont, intorno a mezzanotte e mezza, il conducente di una motocicletta ha perso autonomamente il controllo ed è rovinato malamente sull'asfalto. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico-infermieristico ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Udine in condizioni gravi per una lesione severa ad un arto superiore e politraumi. Non ha mai perso i sensi durante le operazioni di soccorso. Rilievi di legge da parte dei carabinieri di Cimolais sul posto assieme ai vigili del fuoco. Una persona invece è stata soccorsa dal personale medico-infermieristico questa mattina intorno alle 7:30 per le ferite che ha riportato a seguito di un sinistro accaduto a Sesto a Reghena, all'incrocio tra via Levada e via Bosco. Per causa in corso di accertamento si sono scontrati una bicicletta e una vettura in transito. La persona che pedalava in sella alla due ruote è finita sul parabrezza della vettura. Presa in carico la persona ferita, che è stata trasportata all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza insieme all'equipe dell'automedica a bordo in codice giallo. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Chiudiamo qui questa edizione flash del mattino, grazie come sempre per la vostra visione e ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Le altre news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti.